Se continui a impinzarti in quel modo, ti verrà la pancia. È tutto molto buono e ho bisogno di energie. A che ora scendi a prenderti, Willy? Dovrebbe essere già qui. Lo sai che Yvonne si sposa? Yvonne? Divorzia. Ma se sono appena 3 mesi che si è sposata? E 4 che è incinta. No, sul serio? Ma è precoce quella ragazza, eh? Vuoi ancora un po' di caffè? No, grazie. Oddio. Che c'è? Ieri, dietro la chiesa della Maddalena, hanno trovato il cadavere di una donna. Ancora? Non ne avevano trovato uno anche la settimana scorsa, o sbaglio? Ma no, era dietro la chiesa di Sant'Agostino, poi era il cadavere di un uomo. A proposito, è arrivata la nuova cameriera. Non mi avevi detto che l'avevi trovata? Sono un po' preoccupata, sai. Ha un aspetto così impettito, sembra la governante di una grande casa. Voglio conoscerla. L'essenziale che l'altra, come si chiamava? Non ricordo mai il nome. Leocadia. Già, l'essenziale che Leocadia se ne sia andata, non la potevo sopportare. Buongiorno. Buongiorno, signore. Come vi chiamate? Domitilla, signore. Com'è? Non spaventati, caro, ci siamo già messe d'accordo. La chiameremo Maria Luisa. Sì, la signora mi ha spiegato il problema del signore. Il mio problema? Che problema? Il problema della sua deficienza. Della mia deficienza cosa? Mnemonica, signore. Ah, Mnemonica. sì, ho capito bene. Ho capito bene. Vi ho chiamato per dirvi che non volevo più caffè, Domitilla, Maria Luisa. Il signore ha ragione, ha perfettamente ragione. Sono stata 3 anni al servizio del marchese della Sciatelleria e lui non prendeva mai il caffè prima di andare a caccia. Diceva che il caffè gli faceva tremare le mani. Ah sì? A proposito di caccia, signore, mi permetta di congratularmi con lei. Ho esaminato il suo fucile da caccia in anticamera e ho visto che è un Levon. Oh. Si capisce subito che il signore è un fine intenditore. Oh, grazie Maria Luisa, Domitilla. Se permette, signore, che cartucce adopera? Cartucce ordinarie. Ordinarie? Ordinarie? Il marchese della Sciatelleria usava sempre cartucce per il tiro al piccione, sono più cariche delle altre. Le raccomando al signore. E il signore desidera altro? No. Ah. E voi? No, signore. Ah, sì! Se permette, il signore caccia in pianura una luce. In pianura. E di che razza è il cane del signore? Un setter. Perché? Un setter! Un setter! Il signore non è ortodosso, si ricordi, il setter per il bosco, ma per la pianura un pointer, signore. Un pointer! Non è male, ti pare? No, niente affatto, però sono contento che sia tu a passare il weekend con lei. A parte questo, non mi dispiace. Vedrai, ha delle referenze magnifiche. Cercherò solo di renderla un po' più malleabile e andremo benissimo. Speriamolo. Quell'accidente di Willy non è mai puntuale. Vuoi che bussi al soffitto? Ah, Per avvisarlo? Non servirebbe a niente, deve essere in bagno. E quando è in bagno non c'è verso di farlo uscire. Non ti arrabbiare. Avete ben 2 giorni per andare a sparare a quei poveri uccellini. E agli uccellini non dispiacerà affatto che voi abbiate un po' di ritardo. E tu, uccellino mio, cosa farai oggi? Magari incontrerò un cacciatore anch'io. Ah, seriamente? Seriamente, ma niente di speciale, farò colazione con Francine e poi probabilmente andrò ad un cinema. Ma tu non hai rimosso a lasciarmi 2 giorni interi in balia degli eventi? Come potrei avere rimorsi se sempre più contenta di passare questi 2 giorni con Francine piuttosto che venire con me? Dai, sei sciocco. Francine è la mia migliore amica, come Willy e il mio. Vivono nella nostra stessa casa e da una fortuna. Si sono sposati, altra fortuna. Io me la intendo benissimo con Francine, terza fortuna. Perciò sei più contenta di passare questi 2 giorni con lei? A priori sì. Perché a priori? Dico a priori a causa di quel brutto presentimento che ho avuto questa mattina nel dormiveglia. Per favore non dire sciocchezze. I miei presentimenti non sono sciocchezze, non mi hanno mai ingannata. Ah no? Come quella famosa mattina che ha telefonato alla tua zia Adriana e tu hai confuso la sua voce con quella di Francine e le hai detto: tesoro, sono disperata, ma abbiamo quella rompiballe della zia Adriana a colazione e perciò non possiamo vederci. Che cosa c'entra questa storia?
C'entra, perché anche quella mattina avevi avuto un presentimento. E mi avevi assicurato che era un presentimento lieto, che non sarebbero passate 24 ore senza accadesse qualcosa di bello. L'esserci sbarazzati della zia Adriana mi sembra un avvenimento lieto. Sì, e nello stesso tempo della sua eredità. Noi non abbiamo bisogno di denaro. E ha sempre bisogno del denaro altrui. Se almeno i tuoi presentimenti ti avvertissero di qualcosa di concreto, di definito, di preciso, ma vatti a fidare. Hai mai avuto presentimenti precisi tu? No, io non ho mai presentimenti. Qualche volta qualche indigestione, questo sì, ma mai presentimenti. Sai, a volte sembra proprio che tu lo faccia apposta, lampicarti il cervello, per crearti dei problemi, dei falsi problemi che non hai. È un'infelicità poi. Ma io non sono infelice, mio caro. Anzi, guarda, sono felicissima. Veramente, completamente felice. Ma Lo sì, giureresti? Sì, te lo giuro, sono felice, te lo giuro. Tanto meglio. Solo gli imbecilli non sanno essere felici. Prendi noi, per esempio. Sono 5 anni che siamo sposati, eppure non abbiamo mai litigato. Sì, 5 magnifici anni. Eppure ti rendi conto, Fred, che noi non siamo più innamorati? Che diavolo stai dicendo? La verità pura, la verità profonda. Beh, la passione dei primi tempi si è calmata, naturalmente. Grazie a Dio. Perché, grazie a Dio? La passione, che roba scomoda, te la raccomando. Ne parlavo proprio ieri con Francine, lei è perfettamente d'accordo con me. Credo che fosse molto più semplice essere un uomo sposato ai tempi del Re Sole. C'erano meno complicazioni. Comunque, se tu credi che io non ti ami più, bisogna dire che sei cieca e sorda. Ma no, ma io non ho detto questo, mio caro, io so che tu mi vuoi bene, tanto come io ne voglio te, ma non siamo più innamorati, non so se capisci la sfumatura. Non voglio capirla. Non fa niente, tu te ne andrai a caccia con lui e ne discuterai con lui e io me ne starò qui con Francine e ne ragioneremo insieme, così saremo felici tutti e quattro. Va bene. A proposito, tornerai domani sera, vero? Sì, è molto probabile, a meno che il tempo non si guasti, nel qual caso torneremo prima. In ogni modo, telefona. Va bene. Deve essere lui. Vado ad aprire. Buongiorno Juliette, stai bene? Benissimo, anche se abbiamo appena ballato, Fred e io, sì, un piccolo ballo psicologico e mi sento tutta rimescolata. E io mi sento depresso. Anche Francine è un po' nervosetta questa mattina. Figuratevi che si è svegliata con uno dei suoi brutti presentimenti. Anche lei, è un'epidemia. E per tutta la colazione non ha fatto che affliggermi con le sue visioni funebri. Vedi, almeno io ti ho fatto finire il caffè latte. Come? Anche tu hai avuto un presentimento. Come no? A quest'ora hanno fatto il giro di tutta la casa, evidentemente. Meglio che andiamo. Hai ragione. E mi raccomando, non montatevi troppo la testa. Dai fresco. In ogni caso, telefona tesoro, Va bene. Mua. E cercate di non combinare guai voi due. Buona Ne prendo caccia. uno per il viaggio. E buona caccia. Do diesis! Cosa? Ha fatto un do naturale al posto di un do diesis, signora. Siete intenditrice di musica, Maria Luisa? Ho studiato dalle suore, signora. E avete imparato il pianoforte? Naturalmente, signora. E allora siete sicura che sia un do diesis? Non c'è il minimo dubbio. Avete ragione, Maria Luisa. È un do diesis. Ho un orecchio infallibile. Si è notevolmente raffinato nei 4 anni che sono stata al servizio della signora Carmen Granata, la pianista. Naturalmente quando la signora non era in casa avevo avuto l'autorizzazione di potermi esercitare sul suo pianoforte. Ah, davvero? Era un grande Bechstein. Mi dispiace, non abbiamo che un piccolo gabbo. Oh, io so adattarmi alle circostanze, signora. Mi fa tanto piacere. Ah, Maria Luisa? Sì, signora. Sei un uomo dall'aspetto un po' strano. Strano, signora. Sì, voglio dire poco pulito. Dovesse presentarsi prima di colazione lo condurrete immediatamente in bagno.
Devo fargli fare la doccia? Ma no, sto aspettando l'idraulico, Maria Mi Luisa. scusi, signora. Va bene, signora. Como se fuera esta noche Juliette! la última. Ti prego, smettila di suonare in questo modo, Juliette! Non hai idea di quello che sta succedendo! Juliette! Una cosa spaventosa! Beh, che succede? Che c'è? Vorrei essere morta. Ascolta, dobbiamo partire subito, insieme. Volentieri, dove andiamo? Non mi esasperare, io parlo seriamente. Allora smettila di fare la tragica e spiegati. Leggi. La grotta azzurra di Capri. La so anch'io che è la grotta azzurra di Capri, volta. E leggi. Oh mio Dio! È spaventevole! Signora? E 2 bicchieri di acqua, Maria Luisa. Bene, signora. Hai ragione, è spaventevole. Quando pensi arriverà? Come vuoi che indovini? Forse adesso o forse domani? Mi chiedo se sia cambiato. Certamente no. Tipi come quello non cambiano mai. È piano, non è un tipo. Grazie. Grazie, cara. Cosa possiamo fare? Chi lo sa? Non so, potremmo andarcene via. Sì, potremmo andare in Normandia che caso. E cosa diavolo andiamo a fare in Normandia nel mese di novembre? Qualcosa dovremmo pur fare. Stamani, svegliandomi, ho avuto un presentimento. Anch'io. Forse perché sono passati 7 anni. 7 anni. Dopo 7 anni risorge dal nostro passato e ci mette tutte e due in una situazione di questo tipo. Beh, se fosse successo prima sarebbe stato peggio. E dopotutto noi non siamo più innamorate di lui, eh? No, non siamo più innamorati di lui. No, non siamo innamorati, no. Non mi sembri molto convinta. Juliette, in teoria non lo siamo più, ma suppongo, devi vederlo, seducente come allora. In 5 minuti saremo a terra come birilli. No. Non direi a terra, direi piuttosto mollemente sdraiati. Ma non come birilli. Ma come poi avere il coraggio di Ma perché io sono molto sicura di me stessa. Io sono sicura di essere cambiata dopo 7 anni e di essere tanto affezionata a Fred. Sono le stesse identiche frasi che continuano a ripetermi da quando ho ricevuto quella cartolina. Ma più mi ripeto che tutto è cambiato, più mi sento di mentire a me stessa. Juliette, amica cara, chi ce l'ha fatto fare? Beh, se in passato fossimo state più giudiziose, forse oggi mi diresti: oh Francine, Juliette, perché non l'abbiamo fatto? Rigami la mia grotta, davvero? Mi piace. Certo, solo a rivedere la sua firma mi sento premere tutto. Francine! Credi che si renda conto di essere stata la sola grande passione delle nostre 2 vite, eh? Oh, beh, certo, possiamo dirlo. Sia io che tu amiamo i nostri mariti di un amore purissimo, degno, ma che non ha niente a che fare con quella specie di follia, di scombussolamento che prende quando? Che direbbero Fred e Willy se sapessero? Zitta, non me lo dire. Quando ripenso all'età, ai cipressi, al chiaro di luna, a tutta quell'avventura affascinante, quando penso a... Pensi che abbia imparato la nostra lingua? Oh, spero di no. Era così delizioso amarsi in spagnolo, ma non farmici pensare troppo perché me vuelta la cabeza. Tu eri in Scozia in quel periodo e io ti ho scritto una lunga lettera per raccontarti la cosa nei minimi particolari. Oh, lo ricordo bene. Quanto l'ho adorato.
E nessuno sapeva. Nessuno. Ero stata a Pisa, dove lui mi aspettava. E lungo la strada c'era stato un temporale, ma 5 minuti prima di Pisa si era alzato un gran vento che aveva spazzato tutto il cielo e un immenso chiaro di luna illuminava tutta Piazza del Duomo. Oh, Francine, quella piazza, tutta bianca di marmo e di luna, il Duomo, il Battistero, la torre pendente e Miguel al mio braccio e quella canzone che cantava sempre, sempre, anche al pianoforte più scordato dell'albergo. Ora la metto su. No, ferma, perché questa canzone la suonava e la ballava anche con me, amichetta cara. Miguel, bésame, bésame mucho, que tengo fuerza. Oh, la posta, signora. Grazie, Maria Luisa. Che c'è? Non dirmi niente. Scommetto che è la torre pendente. È lei? Che demonio! Llegaré en París esta semana. Espero de todo mi corazón que usted no me haya olvidado. Miguel de Molina. Oh, io non lo ho olvidato. De Molina, esta settimana. Questa settimana. Ah! Mio Dio, oggi è sabato! Proprio come pensavo io! Adesso lui arriverà! Devo metterlo là! No, calmati. Cerca di dominare i tuoi nervi, cerca di dominare i tuoi nervi. Sì! Fai gli esercizi del tuo medico cinese. Va bene? Ma non ho fatto la ceretta! Dobbiamo prendere il coraggio a 2 mani e sforzarci di guardare in faccia la situazione. Due spose fortunate, estremamente felici, hanno consacrato ai loro adorabili mariti un amore sincero, anche se a volte un po' convenzionale. Proprio così. È proprio così. Purtroppo i primi slanci d'amore si sono calmati e hanno lasciato posto solo a sentimenti di rimorso e di insoddisfazione. Proprio così. È proprio così. Orbene, poiché c'è un orbene, c'è in noi una specie di animaletto che sembrava addormentato, ma che ora si sveglia, sbuffa, reclama la sua parte. Credo sia un polcellino. Lo credo anch'io. Del resto ha delle scusanti, perché da un pezzo che non mangia. Proprio così. È proprio così. E per farla breve, la conclusione della storia è che tutte e due siamo mature per un inevitabile capitombolo. È proprio così. Proprio così. Allora, non ci resta che una sola cosa da fare. Ah sì, e che cosa? Andarcene. Ah no. Non vuoi andartene? No. Perché? Perché sarebbe troppo vile. Io rimango e sarò coraggiosa. Allora resto anch'io. Come? Non parti più? No, Franci, ma perché mettersi in 2 ad essere torturate? Torturate! Credi forse che io vada a seppellirmi in un buco della Normandia mentre tu e Miguel andate a far baldoria insieme per le strade di Parigi? Sono troppo nervosa per fare baldoria.
Comunque, l'affronteremo assieme o cadremo assieme, ecco. Ma consento volentieri ad affrontarla assieme, ma quel cadere assieme no, cara. In tre sarebbe troppo scomodo. Me ne infischio, accada quel che accada. Bene, benissimo. Allora rimani tu perché io me la filo. Come vuoi. Guarda, guarda, mi sembra che accetti troppo facilmente l'idea di vedermi partire da sola. Io? No, niente affatto. Proprio tu che dicevi, oh, la coglieremo assieme o cadremo assieme. Bene, ho riflettuto. Ero una bella egoista. Ora sono pronta a sacrificarmi per te. Bugiarda. Come? Bugiarda, bugiarda. Giulietta! Ti ho capito benissimo, lo sai? Visto che la metti su questo tono. Guarda che, visto che la metti su questo tono, io risalgo subito a casa mia. Io non la metto su nessun tono, ti ho capito e basta. Ah sì? Allora spiegami perché sarebbe troppo vile andarsene via. Non vorrei mica insinuare che io ho voglia di restare. Io non insinuo, mi limito a constatare e si vede benissimo. Tu credi di voglia. Di quale voglia parli? Della voglia di lui. Ti dico che ne credi. Franzi! Si vede lontano un miglio, guarda. Ebbene sì. Anche tu crepi di voglia. Ma sì, È chiaro. Siamo stupide. Veramente. Siamo proprio delle stupide. È sempre la stessa storia. Quando i sensi e i desideri si infiammano, al loro passaggio rovesciano tutto. già, non hanno rovesciato nulla tra di noi in passato. Perché non siamo stati tutte e due nello stesso tempo? Già, perché non ci ha amato tutti e due nello stesso tempo. Hai ragione. Beh, senti, noi siamo amiche intime dalla tenera età di 8 anni e questo avrà pure la sua importanza, mi pare. Non abbastanza. Dal momento che forse questa amicizia andrà a pezzi non appena Miguel arriva a quella porta. Allora, giuriamoci solennemente che qualunque possa essere la mia cattiva condotta o la tua nel periodo nero che sta per arrivare, non appena questo periodo sarà finito e noi ci saremo calmati, la nostra amicizia tornerà come prima. Giuro. Qualunque cosa faremo o diremo, mentre i nostri desideri usciranno dai binari normali. Qualunque cosa faremo o diremo. Qualunque potrà essere la vittoria dell'una o il fiasco dell'altra. La vittoria o il fiasco di tutte e due. Quando tutto sarà finito, la nostra amicizia sarà di nuovo perfetta. Vieni, ripetilo, giuro, cara. Sì, lo giuro, la nostra amicizia sarà perfetta e nessuna delle due dovrà chiedere scusa. Niente scusa, lo giuro. No. Non voglio. Non posso? Non voglio? Siamo Cosa? completamente pazze, sarebbe agire in maniera odiosa. Odiosa. Hai ragione. Siamo pazzi. Senti, partiamo. Come insieme? Sì, partiamo insieme. No, penserà che sono due maleducate. No, basta lasciargli una lettera dove scriveremo che siamo state costrette ad assentarci. Sì, facciamo così. E tu scrivi la lettera e io intanto vado a fare la valigia. Ma tu parli lo spagnolo molto meglio Oh, di te me. la caverai, inventa, scrivi quello che vuoi. Maria Luisa? E siamo state costrette ad assentarci. E per favore aiutatemi a fare la valigia. Bene, signora. Ma che cosa possiamo scrivergli? Ma non lo so, quello che vuoi, fai tu. Quello che vuoi. Potremmo cominciare con mio caro Miguel. No. Non mio caro, nostro caro Miguel. Va bene. Nuestro querido In effetti è meno compromettente. Nuestro querido Miguel. Siamo veramente desolate, ma non sarà possibile vederci questa volta. No. Non questa volta. Allora cosa? Ma durante il tuo soggiorno a Parigi. Sì, durante. Come si dirà durante in spagnolo? Si dice durante, signora. Parlate spagnolo, Maria Luisa? Naturalmente, signora. Ah, e come si dice? Siamo felicemente maritate. Estamos casadas mucho dichosamente. È una penna questa ragazza che hai, eh? Grazie, signora. E senti,
Volevi far sapere che siamo molto decisamente casadas? Beh, o subito, o mai. Però allora potresti aggiungere una vera delizia. Non serve a niente, ma rende più leggera la frase, non ti pare? Sì. Maria Luisa, a voi! Verdadera delizia! Cadera, delizia. E poi mi dici, ti sei fatto crescere la barba? Oddio, sarebbe tremendo se l'avesse, dai. Sì, ma molto meno pericoloso. Barba. In spagnolo sarà maschile o femminile, barba? Tu mettila al femminile, non piacerà moltissimo. Giustissimo. Va bene Maria Luisa, ora potete mettere a posto la stanza. Bene, signora. Su, forza, sbrigati. Ecco, io ho fatto, firma tu. Ora firmiamo tutte e due. Dai, sbrigati. Ma guarda, Metto l'indirizzo e poi ce ne andiamo, dovremmo lasciare 2 righe di spiegazione a Fred e Willy. No, non c'è bisogno, telefoneremo. Maria Luisa? Maria Luisa, qui c'è una lettera per il signor Miguel de Molina. Se dovesse presentarsi qui, gliela consegnerete. Miguel de Molina? Miguel de Molina. Su, aspettati. Sì, sono pronta. Ah, come sono contenta. Abbiamo fatto il nostro dovere. Non ti dà una specie di grande gioia questo fatto? Una specie di grande disperazione, direi. È la stessa cosa. Oh, ma Francine, la metà di noi stessi, quella buona, ha trionfato. È l'altra metà che mi preoccupa. È lui! Ecco, è tutto. Va a rotolo. Ho paura di sì. Dopotutto, sarà un'ottima occasione per fare esercizio di spagnolo. Non si potrebbe cenare in questa casa, sono momenti le 9. Verrà, probabilmente il suo treno ha avuto un po' di ritardo. I treni che vengono da Roma hanno sempre un po' di ritardo. Chi ti dice che arrivi da Roma? Non so dirti perché, ma sono sicura che arrivi direttamente da lì. Arrivi da dove vuole, anche da casa del diavolo. Basta che arrivi una buona volta. Oh, su, calma. Abbiamo deciso di aspettarlo sedute, buone, senza ombra di agitazione. Oh, sì, indifferenti e calmi. Ma non è vero? Porto le mandorle salate. Grazie. Siamo come 2 anni in pena che volano per questa stanza. Avete fame, Maria Luisa, voi? No, signora. Beata? Ho già cenato, signore. Vuoi una mandorla salata? Ho alternative. Mi Grazie. dispiace di non poterti dare un sassolino da succhiare per la sete e per la fame. Cosa mi fa ridere tanto, Maria Luisa? Il sassolino in bocca, signora, non è per la fame, ma per la sete. Ah sì? È un'usanza molto in voga nei paesi caldi, presso i nomadi nel deserto. Benone, è esperta anche di deserti, questa qui. Siete stata anche lì, cara? C'è mancato poco, signora, con un viaggio organizzato. E poi anche
per il balbettamento ribelle. Demostene, il balbettamento ribelle facilita l'elocuzione, dà agilità alla lingua, una certa scioltezza, signore. Potete andare, Maria Luisa. Grazie, signora. Ma ha fatto venire una sete di tutto tanto libro. Lo trovi buffo? No, è che stavo pensando alla faccia che hai fatto stamattina, quando stavamo per uscire. Noi aspettavamo Miguel e ci siamo trovate davanti l'idraulico e per lo più, come soggetto di conversazione, quello non va a scegliere la Spagna e gli spagnoli. L'avrei strangolato. Già. Che ora fai tu? Le 9:15. Verifico il mio, ma le 9:20. Io ne ho abbastanza, sai? Oh, calmati, Francina, altrimenti mi farà prendere dal nervoso anch'io e magari commetteremmo delle stupidaggini. Su, prendiamo un cocktail che forse ci arriverà un po' su di morale. No, siamo a stomaco vuoto. Meglio, così daremo al nostro stomaco delle illusioni, poi sento che se non bevo qualcosa mi farà prendere dalla paura anch'io. 2 cocktail, Maria Luisa. Bene, sì. Non troppo forti, Maria Luisa, per favore. Fortissimi. Juliette. Fortissimi. Bene. E se non ne basta uno, ne prenderemo 2. Non ho questo mai e poi mai e Si ricordi, 2 cocktail non fanno mai male. Quello pericoloso è il primo. Ma anche di questa esperienza la tua amica? Sono stata barba, signora. Barba. Purché non sia stata anche ladra d'albergo, perché sarebbe pericolosa. Senti, io ho la netta impressione che lui non verrà e che tutta questa storia sia uno scherzo. Sai, uno di quegli scherzi che facevano alle donnine nei boschi nell'antichità. I fauni, i sapi. Ma no, i fauni, i sapi, dai, dei tipi come Miguel. Come Miguel non facevano degli scherzi alle donnine nei boschi. Non trovi che anche lui ci fosse un qualche che di faunesco? Non lo so, non l'ho notato. Grazie, cara. Non ne ho avuto il tempo. Comunque verrà. Mi bacerà la mano, guardandomi da sorpreso. E poi farà un bel sorriso, scoprendo tutti i suoi denti. Beh, non mi pare che ne abbia più degli altri. Francine, Sì? lo sai che cosa stiamo facendo, Francine? No? Cosa stiamo facendo, Giulia? Ci stiamo eccitando! Oh sì, è vero! E vorrei buttarmi in testa. No, forse deve essere la fame. In effetti, la fame può contribuire. Maria Luisa, potete servire in tavola? Bene, signora, sturo lo champagne. No, non sturate lo champagne perché è troppo fresco. Sì, sturate, lo champagne è un gran tonico. Lanciamo un gran tonico. Un grandissimo tonico, signora. Ai convalescenti offrono spesso dei bicchieri di champagne. Ho capito, avete fatto anche l'infermiera, non è vero? Oh sì, e come fate a capirlo, signora? Non ha importanza. Se continua così, la licenzio. Falla ordinare un po' la casa. Che c'è? Un taxi laggiù, si ferma! Oh mio Dio! È lui! Ha un cappello nero! È un sombrero! No, non è lui. Non è lui. No, è la signora del quinto piano che è rimasta vedova, rientra in taxi e ha quel cappello nero. Guarda le luci! Guarda, si gira l'angolo. E poi piove. Guarda come piove. Piove che Dio la manda. Vedo. Sai, pensavo che siamo a San Martino e che a rivedere Miguel avremmo potuto avere una nuova specie di piccola
grazie. Oh, grazie Maria Luisa. Champagne, signora. Oh, sì, grazie, cara, grazie. Mangiali, sono piccanti, sono stimolanti, bisogna assolutamente che ci trovi ben disposte, ti assicuro che non serve. Anzi, sarebbe tremendo se Frate Willy tornassero. Dio. Dicevo, sarebbe tremendo se Fred e Willy tornassero ubriachi. Cosa? Sei poco furba. Ah, oh, sì, terribile, terribile. Mi dimenticavo che oggi è sabato. Sabato? Oh, sì, il sabato, nel mese di novembre, è sempre disastroso, è scientificamente provato, perché il freddo, insieme al caldo, con la nebbia, e via discorrendo. E via discorrendo. Ma quando si è pagati le licenze di caccia, ti giuro si può stare sicuri. Sì, sicurissimo. Oh la 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 la! Attenzione, scotta, signora. Non avevo fatto caso alla sua presenza. Bisogna fare attenzione. Juliet. Pensa. Che bello. Se lui arrivasse. Cosa? All'improvviso. Georgina, vuoi farmi strangolare? Dai, non darmi queste notizie. Chissà che invece non sia una terribile delusione di vederlo. Delusione? Ma sì, magari è cambiato, è diventato grasso, o caldo, o... No, sarà esattamente come prima, perché lui è troppo vanitoso, non si farà vedere. Forse hai ragione. Oddio, pensarci però, un po' di tempo è passato, sai? Ma come mai? Ecco io. E quella bocca! Ah, sì, mi sento Shiva, i cuscini degli scompartimenti sono sempre così impolverati, guarda. Ah sì, guarda, davvero, ma pensare che gli inglesi l'hanno bruciata a Roma, una così cara figliola. Povera Giovanna. Champagne. Oh sì, grazie cara. Ecco. Juliet, confessa che siamo sleali verso i nostri mariti, dai, confessa che lo siamo. Un pensiero soltanto, Già. non è grave. No, perché abbiamo giurato di non perdere la testa. Questo è quello che dobbiamo dirci continuamente. Già, perché se si perde la testa si avranno dei rimorsi. Sì! Sì. Avremo dei rimorsi, questo è sicuro. Povero Willy, povero Fred. Rispondo io, rispondo io. Sono in casa mia. No, io. No, facciamo testa. No, sì. No, dai. Hello? Passillo 8720? Sì, sono io. È un'interrompata. Sì? Sono io, sì? Come? Siete voi? Miguel? No. No, siete voi, zio Michele? Crepa! No, sì, c'è una crepa nel muro, questa casa va a pezzi. Sì. No, vi avevo scambiato per un'altra persona, scusate, zio Michele. Non c'è. Sì, a caccia, sì, con Willy. Crepa! Domani sera, penso. Arrivederci, zio Michele, grazie. Sente tutta la famiglia di Fred. Un brindisi.
Ah, Miguel! Forse è andato direttamente in albergo per fare un bagno. Forse sì. Un po' lungo. Già, faceva sempre lunghi bagni. Ora si starà vestendo. Sembra di vederlo. Indossa lo smoking. Si infila una delle sue camicie di seta, quelle flush. Oh, sì, blush. È così dolce al tatto. Che gli danno quell'aria trasandata ma deliziosa. Ti prego, Francine, non mi sento troppo bene. Giulietta, com'era bello Giulietta quando veniva attraverso di me, nei tavolini del Floriano. Poi si saliva in gondola, Ci si stendeva sui cuscini e si ascoltavano le canzoni del gondoliere a Giulietta. Quelle canzoni e quei cuscini. A volte passavamo tutta la notte così, si seguivano i canali e si sboccava nella laguna. E allora Miguel, ho saputo che nel Perù le peruviane si sposano a 15 anni. ah sì? Sì. Ah, l'ho saputo anch'io. Ma però dipende dalle regioni, a volte anche prima. Champagne! Oh sì, grazie. Oh mio Dio! Maria Luisa, per favore! Non fammi entrare subito! Andate ad aprire! Mi sta strangolando, non fammi entrare subito! No, ti prego! Mi sta strangolando! Il senso di fare è molto utile in questo Sì, periodo. mi sta strangolando! Prendi un po' di pane! Su, veloce! Aspetta un attimo! È un signore straniero, signora. Straniero? Ma perché non lo fate entrare? Ha detto che voleva parlare con il signore Zimbelli. Zimbelli? E com'è? Beh, non c'è male a parte i baffoni. Baffoni! Senti un po', chi è quel tipo? Non lo so, signora. Cosa vuole? Ha detto che voleva parlare con il signore Zimbelli. Dovevate dire che qui non ci sono signori Zimbelli e mandarlo al diavolo. La signora mi aveva detto che aspettava un signore straniero. Sì, ma non con quei baffoni. Sbarazzatevi di lui, vi prego. Bene, signora. Sbarazzatevi di lei. Senti, è una cosa impossibile qui, Champagne. Vieni qua. Che qui abbiamo... Champagne. Aspetta. Ah, Miguel de Molina. E giù, tutto d'un fiato. Giulietta, sai, pensavo, sarebbe una buffa coincidenza se all'improvviso, sotto una raffica di vento, un albero cadesse proprio in testa a Fred e Willy. No. Non farmici pensare, non potrei mai perdonarlo. Oh, neanch'io. È finito anche il mio qua. Anche qua. È il temporale. Senti? Disgrazie di questo genere sono frequenti, sai? Sì, ma non farmici pensare, Giulietta, io ti ammiro. Sì. Tu sei così forte, così giudiziosa, così coraggiosa. Ecco come non sei. più coraggiosa di te. Bisogna essere coraggiose sempre.
qualunque cosa accada, anche se per disgrazia Fred e Will rimanessero vittima di un incidente, bisognerebbe sopportarlo coraggiosamente. Sì, col sorriso. Col sorriso, Giulietta. Beh, forse non proprio col sorriso, perché sarebbe una disgrazia. Oh, sì, sarebbe davvero una terribile disgrazia. Oh, sì, che disgrazia, Giulietta. Che disgrazia. Beh, sono completamente pallido, steso su una barella, magari con un buco nella tempia, e te la portano a casa così! Oh, Willy, steso su un'altra barella! Giulietta! Amica mia, dobbiamo stringersi. Essere in due contro le disgrazie della vita! E una, due. Devo servire il dolce, signora? Abbiamo mangiato il caffè troppo. più tardi, Già grazie. troppo Bene, mangiato. signora, Il caffè il più caffè. tardi. Tu bevi altro champagne? No, grazie. Oh, neanch'io. Neanch'io. Scusa, posso chiederti perché ridi tu? Io non lo so perché, ma è una faccia così buffa. Cosa? Cos'ho io? Cos'è che ho io? Hai una faccia, non lo so perché, ma hai una faccia così buffa, guarda. Però anche tu hai una faccia buffa. Le nostre teste sono un po' allargate. Un po' allargata. Forse perché abbiamo bevuto un tantino troppo champagne. Oddio che caldo, mi sento tutta rimescolare. Uno potrebbe fare di me quello che vuole. Oddio, vado io, tocca a me. No, tocca a me. No, cara mia, adesso rispondo io. Anna! È mica sordo, Ah sì? 8724? No, non è quello il numero. Pardon, ha sbagliato il numero. Tronca, metti giù. È un'inizia urbana, ci metto giù, questi non chiamano più. Tronca, metti giù, hai sbagliato numero. No. Sì, signorina. Non c'è più. Hai sbagliato numero, Dio mio. Ma perché hai detto che è l'8724? Non so, mi sono fatta prendere dal panico. Oh, se penso che poteva essere Miguel. Ecco, anche questa volta ne hai combinata una delle due. No. Avevo il pieno controllo della situazione. Ma se tremavi da capo a piedi. Ti sei vista? Strisciavi sul divano come una biscia che cambia pelle. Invece di stare tanto a sofisticare, riconosci che hai compiuto una bestialità. Bestialità! Ah, sì. No. No. Continuerà a suonare tutta la notte perché tu hai detto che è l'8720. Io non ho detto 8720. Hai detto che è l'8720, sei una bugiarda. Io ho detto 8724. No, tu hai detto 8720. Ma 8720 è giusto, tesoro. Oh mio Dio, vabbè, divento pazza. Ecco, Il caffè, signora. Grazie Maria Luisa. qualunque cosa accada, comunque adesso a me non interessa più, sai. Maria Luisa. Sì, signora. Per favore, portateci del kummel. Del cumme, signora. Eh sì, dei kummel, ma in quei bei bicchieri grandi dell'acqua. Signora. Giulietta. Conosce anche il Kummel lei? Il cummel corona magnificamente il pranzo, signora. E allora sai cosa ti dico, amica? E vada per l'incoronazione.
E poi corona magnificamente il pranzo. Sai, Forse dovremmo smetterla di coronare il pranzo. Ui, potete almeno togliermi le scarpe. perché te lo vieta? In Giappone lo fanno tutti, è la regola. Oppa. E upi, Oppa. Sai cosa ti dico? Se Miguel avesse il minimo senso dell'opportunità, farebbe la sua entrata adesso. Oh sì, e noi lo accoglieremmo come si conviene, con riserva e dignità. Forse tu, cara mia, io mi lascerai andare ad una gioia senza scrupoli. Guarda, basterebbe che mi facesse con la punta. Bene, benissimo. Allora so già chi di noi due sceglierebbe. Ah sì, sentiamo chi. Me, naturalmente. Oh, questo poi è tutto da vedere, sai? Oh, ma tu non penserai che io gli permetterei di buttarsi fra le tue braccia, Tu osi Oso cosa? insultarmi, Io ti insulto e dicendo cosa? oltrepassando i limiti dello scherzo. Ma quale scherzo? Che cosa? Ah, ma allora parli sul serio. Ma sul serio cosa? Sul serio cosa? Se non capisci al volo quello che ti sto dicendo, è meglio che te ne vai a dormire, chicca. Oh, hai un savoir-faire. Oh, mi dispiace, ma mi stai seccando, sai. Mi dispiace, ma sei in casa mia. Motivo in più per non insultarmi. Ma io non ti insulto. Ti ripeto che non ti insulto. Ma se continui a dirmi che sono una non so che cosa. È la verità. Cosa? E anch'io lo sono. In certi momenti lo siamo tutte noi donne. È la natura che lo reclama. Non è vero, non è. Oh, smettila di contraddirmi, sai, mi fai andare fuori di me. Ah, fuori di te! È un bel pezzo che lo sei fuori di te. Proprio tu, che stamattina ti rifiutavi di partire. Perché partire? Perché partire? Francine, sei sicura di non esserti beccata un raffreddore? No, perché? Hai una voce così stridula. Se vuoi te lo dico anche a mezza voce. Resta il fatto che se tu non avessi conosciuto Miguel per prima e se non ti fossi comportata con lui come ti sei comportata a Pinta. Adesso basta. Ah, no, cara mia, niente basta. Anzi, lascia che ti dica che è inutile che ti dai queste ali. Perché tutto quello che è successo per causa tua. Tutto, dall'inizio alla fine. Mi hai deluso, sai? Non ti ho mai visto sotto questo punto di vista e devo dire che mi hai veramente stupita. Ma sentitela, rimpiangerai quello che stai dicendo non appena avessi smaltito la sbornia. Dove sono le mie scarpe? Non lo so, ma non devono essere andate tanto lontano. Quando ti dai queste arie mi fai venire una rabbia. Avrei voglia di scuoterti quella faccina, fatti cadere quegli occhietti storti dalle orbite. Davvero, Sherry? Non davvero, Sherry? Mi fai venire una rabbia che risveglia in me degli istinti da popolana rivoluzionaria, che vorrei correre per le strade di Parigi con la tua testa infilzata in una lancia. Non ti avevo mai vista così violenta. Devo dire che è una esperienza davvero interessante sotto il punto di vista psicologico. Lo sai che se volessi io ti potrei fare abbassare la cresta? Oh, le tue volgarità non mi Oh, non si tratta di volgarità, si tratta di una cosa che ti ho tenuto nascosta perché non volevo darti un dispiacere. Ma ora che ho visto che sei una donna cattiva, ottusa e falsa, I segreti tuoi non mi interessano, me li infischi. dammi le mie scarpe! Cerca le tue scarpe e vattene. Non si tratta comunque di segreti. No, E di cosa? se proprio vuoi che te lo dica, si tratta di Miguel. Di Miguel. Ah, vedi come quest'uomo mi ha ridestato i tuoi sensi? Parla subito se non vuoi che la nostra amicizia sia rotta per sempre. Ah, la nostra amicizia sarà comunque rotta, ma però voglio dirti che è bene io Miguel,
So dove si trova. Bugiarda. Mi ha telefonato ieri sera mentre mi stavo vestendo. Io non te l'ho detto prima perché non volevo darti un dispiacere, ma non sapevo che eri falsa e Sei una bugiarda. Ah, non sono una bugiarda. Dammi le scarpe. Cercati le tue scarpe, vattene! Dov'è? Dimmi, dov'è? Non te lo dico. Dimmi dov'è? No. Mai più ti rivolgerò la parola. Se dici la verità, sei solo un ipocrita. Sì? E se dici le bugie, sei una falsa immatricolata. Ah, sì? A te la scelta. Beh, E adesso ti prego di uscire subito dalla mia porta. uscire? Sì. Ne sono felicissima. Ma prima di andare via, un consiglio. Non fare degli inviti a cena se poi ti lasci andare delle sbone da carettiere come quella in cui stai guardando da un'ora. Vattene, vattene, vattene. Oh certo che me ne vado, ma prima di andare via ti informo che vado a raggiungere quella tal persona che tu ben conosci. Bugiarda, sei solo una bugiarda. E partirò con lui e scapperò con lui. Sì. Vattene, vattene, vattene. E Maria Luisa? Maria Luisa? Signora, Maria Luisa, i capelli nel latte non mi piacciono quando chiedo un caffè forte, non voglio della cicoria. bene signora, basta saperlo. Eppure c'era un lungo capello biondo nel latte che mi avete portato. Un capello biondo? Mi sorprende molto, signora. La signora è scura di capelli e io pure. Forse quello del lattaio. Non credo proprio, perché è completamente calvo. In ogni modo è un capello. È un mistero che non mi so spiegare, signora. No, è un caffè latte che non si può bere. Portatelo via. Hello? 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 Maledizione, l'hanno occupato. Buongiorno, Juliette. Willy, da dove sbuchi? Sei solo? Come sei arrivato? In taxi? In tassi. Avete avuto un incidente d'auto? No. E Fred? Dov'è? A Blois, all'Hotel Moderno. E Francine dov'è? Non lo so. Non lo sai o forse non vuoi dirmi dov'è? Ti ripeto che non lo so, probabilmente a quest'ora starà... Piano piano, come sarebbe a dire a quest'ora? Cos'è successo? A quest'ora? Tutto, probabilmente. Pensavo di trovare Francine qui con te. Cos'è accaduto? La vuoi smettere con questo interrogatorio? Sembra quasi che te l'abbia ammazzata e messa in un baule la tua Francine. Beh, mi accogli in un modo così strano che niente mi sorprenderebbe. E tu? Perché hai abbandonato Fred da solo in un albergo a Blois? Abbiamo litigato Perché avete litigato? per 2 fagiani. Avete preso 2 fagiani? Sì, arrosto con patate, al ristorante. Tuo marito non pensa che a mangiare e per evitare ogni altra discussione sono scappato col primo treno che c'era.
E mi sembra di capire che anche voi due abbiate litigato, eh? Non ti si può nascondere nulla. Eravamo ubriache. Che? Ubriache fradice, tutte e due. Ma brava, va a finire che non posso più andare in giro ad ammazzare un coniglio senza che tu ti prenda il gusto di far bronzare mia moglie. Ah, no. Francine si è ubriacata da sola. Bisogna renderle questo merito. E se n'è andata sbattendo la porta. E dov'è adesso? Non lo so, è me ne infischio probabilmente di sopra a smaltire la sbornia. Di sopra non c'è. Willy, non è in casa. Ti dico di no. Willy, sei sicuro che non sia in casa? Credevo fosse qui. Lo vedi bene che non c'è. Ah! Allora era vero! Era vero! Che cosa? E io, che ho pensato persino di telefonarle per fare la pace. Mai avrei creduto, mai avrei pensato! Ma che cosa non hai creduto? Cosa non hai pensato? A me, si è presa gioco di me durante tutto il pranzo. Fare un simile gesto a me e ha avuto la sfrontatezza e l'audacia a me. Oh, insomma, basta, fermati. Mi vuoi dire cosa è successo? Dirti quello che è successo? Ma certo, te lo dico subito. È una sgualdrina. Cosa? Ricordati che stai parlando di mia moglie. Tua moglie. Mia moglie, sicuro. Juliette? Sì, dimmi, caro Willy. Cosa intendi dire con questo caro Willy? Mio povero caro piccolo Willy. Vuoi prendermi in giro? A me, un gesto simile a me, dopo tanti anni, è ignobile, ti dico. Sì, va bene, basta, adesso ti fermi e mi spieghi tutto per filo e per segno. Cos'è accaduto? Guarda, volevo dirtelo con tutti i riguardi, ma adesso basta. È fuggita con un uomo. Che? Uno spagnolo. Uno spagnolo? Ma è una storia che non sta in piedi. È la verità. Sì, e io ti dico che non ci credo. Secondo me stai delirando. Niente affatto. Comunque non ti credo. Conosco Francine, grazie a Dio. Ah, davvero? Sicuro non sarebbe capace di andarsene così. Sei proprio un marito. È vero, e me ne vanto. E finora siamo sempre stati felici. Non senti che sta arrivando un'ora tragica nella tua vita? Tragica? Ma se non potrebbe essere più comica. Starnazzi per la stanza contorcendoti come un baco da seta. I bachi da seta, amico mio, non starnazzano. E tra un gridolino e l'altro te ne vieni fuori con questa assurda storia dello spagnolo. E io dovrei prenderla tragicamente. Eppure è la sacrosanta verità. Francine conosce quest'uomo da molti anni. Era pazzamente innamorata di lui molto prima che ti sposassi, anzi prima che ti conoscesse. Sei ridicola. Ma allora sei testardo? Tu non pensi dunque che una moglie possa tradire suo marito? Ti sembra un imbecille? Non rispondere. Certo che può accadere, ma non a Francine, non a noi. Sei veramente testardo, la tua calma è esasperante. Dunque tu non pensi che la cara, la dolce Francine ti possa aver tradito? Proprio così. E vuoi sapere perché? Sì. Perché non potrebbe, mia cara. È una causa che le fa orrore. Sono tutti uguali, Tutti chi? i mariti. Attento, ragazzo mio. Preparati a un risveglio di quelli tremendi. Senti, Giulietta, non sono più un ragazzo, è ora che ti calmi, ti metti seduta bene qui sul tuo bel divanetto rosso e mi spieghi tutto per filo e per segno. Ma prima devo ancora mangiare qualcosa, sono a stomaco vuoto. Oh, Willy! Va bene, vieni qui. Oh, Willy, sono imperdonabile! Ma Ho tradito Francine! Ma no. Un caffè per il signore Maria Luisa. Bene, signora.
paura. Anch'io. Ho paura di averti detto la verità. Lo vedi? Lo vedi? Comincia a metterlo in dubbio a tu stessa. Forse sei vittima della tua stessa immaginazione. Se Francine mi avesse tradito, me ne sarei accorta. Ah sì? E come? Ma sì, certo, l'istinto, proverei qualcosa, un prurito, un rigurgito, invece niente, guarda, sto benone, sano come un pesce, non vedo niente, non sento niente. Aspetta un momento, arriverà l'emozione. E come? Forse qualcos'altro. Intanto è arrivato il caffè. Grazie. E chi sarebbe questo uomo col quale pretendi che sia fuggita Francine? Uno spagnolo. Si chiama Miguel de Molina. Olè! Scherza. Scusa, continua pure. L'abbiamo conosciuto tutte e due tanti anni fa, in Italia, prima di sposarci. Beh, ci sono tante maniere per conoscere una persona. Appunto. E insomma, voi due l'avreste conosciuto molto? Enormemente. E Francine era innamorata di lui a quei tempi? Pazzamente. Pazzamente, enormemente, usi certi avverbi. E insomma, dimmi, voi due avreste? Sì, Willy, abbiamo. E dove? A Pisa? E anche Francine avrebbe? Sì, Willy. Per Dio, dove? Pisa. Allora tutta la faccenda è rimasta in Italia. È una cosa ignobile. Oh, Willy, io sono desolata. Oh, risparmiati le scuse per Fred. Di Francine me ne occupo io. E dimmi, hai rivisto quell'uomo dopo il nostro matrimonio? No, o perlomeno come faccio a saperlo? Non fa altro che dire bugie. E tu l'hai rivisto? Oh no, mai. Dopo Pisa, 7 anni fa. Prendevamo il treno, tornavamo a Parigi. Lui ebbe voglia di un sandwich al salame e sai, io non sopporto l'aglio, abbiamo finito per litigare. L'ho spinto su una panchina e sono salita sul treno che partiva. E non ti vergogni? Non l'ho mica spinto tanto forte. Non parlavo della spinta, parlavo di tutta la storia. Non verrai mica a farmi la predica adesso. Sei priva di ogni senso morale. E Francine allora? Francine è un'altra cosa. È debole e ha seguito il tuo cattivo esempio. No. Sono sicuro che la prima a conoscere quel mascalzone sei stata tu e ti sarai fatta premura di raccontare tutto a Francine con ogni particolare. E lei si è lasciata trascinare. Non ha avuto fatto bisogno di essere trascinata e quando è venuta la sua volta si è guardata bene dal dirmelo e l'ho saputo solo molto tempo dopo. Forse aveva troppa paura o troppo rimorso. Rimorso, Francine, lei no, ne ha di più il mio divano. Comunque si direbbe che tu sia contenta di quello che avete fatto. Invece di stare qui a strapazzarmi, faresti meglio andare a cercare la tua dolce, cara, debole mogliettina, perché a quest'ora, se non ha trovato Miguel de Molina, è in giro per Parigi, in abito da sera e col singhiozzo. Hai ragione, tu vieni con me. No. Andrò invece di sopra a vedere se ha lasciato un biglietto. Pronto? Bonsoir. Oh, bonsoir. Non, Madame Stacy. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Miguel, un moment. De Molina. Miguel de Molina. Oui, monsieur. Bonsoir. Miguel de Molina. Miguel de Molina. Miguel de Molina. Mi avete spaventato, signore. Cosa ci fate voi qui? Suonavo, signore. Volete farmi il piacere di occuparvi del vostro servizio? Come desidera, signore.
Dov'è la signora? È uscita poco fa, signore. Uscita? Con questa pioggia? E dov'è andata? Non lo so, signore. È sicuramente di sopra da Francine. Per favore salite e ditele che sono tornato. A che piano, signore? Al piano di sopra. Bene, signore. Stavo provando a suonare. Accidenti, tu non hai dormito? No, Per fortuna ho lasciato William Blois. a Blois. Già, io invece ho preso la macchina di buon'ora e sono partito. Come mai? Perché ieri sera ci siamo bisticciati io e lui. A proposito, permettimi di dirti che tuo marito è un perfetto imbecille. Corretto. Oh, non lo dico per darti un dispiacere, ti do solo un'informazione. Ho sempre trovato Willy molto intelligente. Beh, esageri. Comunque ritengo che lo sarebbe abbastanza per sorprendersi della tua tenuta se fosse qui. Da dove arrivi? Non ti riguarda. Siamo di umore strano stamattina. E tu hai un tono che non mi piace. Parliamoci chiaro, ti presenti in casa alle 10 del mattino in uno stato simile. Se a me va di incasare tutta nuda sul precipio, non ti deve interessare. Dov'è Juliette? Non lo so, quando sono arrivato non c'era. Dove è andata? Non lo so, credevo La fosse signora di non sopra era da la te. signora Leroy. La signora Leroy. Beh, Maria Luisa non faccia quella faccia. Mi dica piuttosto a che ora è uscita la signora. 5 minuti fa. Era sola? No, signore, era con un signore. Un signore. Sì, signora, un signore. Sapete chi fosse? No, signore, quando è arrivato non ha detto il suo nome, è entrato direttamente. Ma che aspetto aveva? Beh, era un uomo, signora. Un maschio? Ma perché? Cosa c'è? Niente, signore. Oh, Fred. Oh, Fred. Fred. Mi fai bene. Va bene Maria Luisa, grazie. Bene, signore. Spaventosamente bene, no? Cosa volevi dire, Francine? Un minuto. Ho bisogno di riprendere la mia calma. Vuoi spiegarmi cosa sono queste smanie? Temo che non ci siano più misteri. Ora parlano i fatti. Oh, e che fatti? Vuoi spiegarti meglio? No, mi spiace, non posso dirti niente. Giulietta è l'ultima delle ultime, non c'è dubbio. Tuttavia era mia amica. Forse ho capito. Ieri sera voi due avete bisticciato, vero? A proposito di che? Non lo so, non mi ricordo, lei balbettava in tal modo. Sai dove è andata? Oh, me lo immagino. Ma non voglio dirti niente. Dimmelo subito. No, non posso, non ti dico niente, no. Chiedimi qualsiasi altra cosa, ma questa proprio no, guarda, è una cosa impossibile. E che altro succede? Era ben informata da un pezzo e si è presa a gioco di me! Sapeva cosa? Una cosa infame, infame! E se ne è presa in giro dalla mia migliore amica, una porcheria simile! Chi è? Non dirmi niente, guarda, non dirmi niente! Insomma, vuoi spiegarmi cosa significa? Significa che ti ha fatto becco, Fred. Ecco cosa significa. Ah no, non chiamarmi per nome quando pronunci quella parola. Oh, resta il fatto che sei becco, becco, becco! Con chi? Quell'uomo, quello spagnolo, quel Miguel de Molina. Oh, lei lo conosce da molto tempo prima di sposarti, sai? Lo ha conosciuto in Italia, a Pisa. Non è che stai diventando un po' matta, vero? No.
Sono perfettamente lucida adesso. Non pretenderai che ti prenda sul serio che Juliette sia in grado di fare queste cose. Giulietta è in grado di fare questo e altro, perché lei è una Oh, fortuna che ti vanti di essere lucida. Lasciami in pace, Calma adesso, tu non hai dormito, sei al parossismo dei nervi, non ti controlli più. Smettila Francine, in fondo sai benissimo che Juliette ti vuole un gran bene e in questo momento è sicuramente addolorata quanto te. Oh, occupata con me mi stupirebbe. Ah, smettila Francine, lasciami in pace e smettila di dire assurdità. Assurdo. E pensare che io sono venuta qui di corsa perché non vedevo l'ora di conciliarmi con lei. Non sono neanche salita in casa. Ho passato una notte abbondevole, sola, solissima, in un alberguccio del Vincent. Che diavolo sei andata a fare in un alberguccio del Vincent? Ci ha portato lì l'autista del taxi, ma avrebbe potuto portarmi ovunque, sai. Freddo. Ascolta. Ti dirò tutto. Io e Giulietta, ieri sera, abbiamo un po' bevuto, insomma, così. Come bevuto? Bevuto, ti dico, bevuto. Ah, sì, bene, i miei complimenti. Guarda, se la metti su questo tono io non ti racconto più niente. No, guarda, me ne va. racconta pure, non capisco come andrà a finire questa storia, ma comincia proprio bene. E allora, Dunque, prima di prendere marito, io e Giulietta abbiamo avuto lo stesso amante. Sì? Giulietta ed io. Juliette, non ci capisco niente. Un amante. Non capisci cosa vuol dire un amante? Personalmente no. Prima di sposarmi ho avuto un amante. E anche Juliette. Lo stesso. Lo stesso. Sì? Alleluia. Dico, mi prendi per un imbecille e tu credi che io mi beva una pantana del genere? Temo che non sia una pantana. Ma sì, continua pure, cara. Mi piace moltissimo la tua storia, mi appassiona tantissimo. Allora. Quell'uomo, quel Miguel, che non avevamo più visto da loro, intesi, è arrivato a Parigi. E il suo primo pensiero è stato quello di adoprirci. Naturalmente. Ora tu capirai che la cosa ti ha dato un certo scompiglio. Lo credo. Perché avevamo paura di tornare ad innamorarci di lui. Sì, allora abbiamo cenato e poi Giulietta, guarda, ha cominciato a darsi delle arie e mi ha messo No. Ma te lo giuro. Allora io, per vendicarmi, le ho fatto credere che sapevo dove fosse Miguel e che l'avrei raggiunto. Così? E così sono salita sul tassino e sono arrivata a Vincent. C'era? Ma no. E perché diavolo sei andata a Vincent allora? Ascolta, mi spiato ripeterti che mi ha condotto lì l'autista del taxi. Ah, già, la storia dell'autista. Vedi, quello che non riesco a capire in tutta questa storia è la parte dell'autista. Vedi, Abbandonato. questa mattina, per un po' di buona volontà, ho fatto tante cose, ma l'affare dell'autista non è chiaro. Non è chiaro? Allora ti spiego. Ho litigato con Giulietta. Sono salita sul tassino e ho ordinato all'autista, quello che guida, di andare sempre avanti, diritto. E così è arrivato a Vincent. Si vede che gli piace quella località. Così all'albergo io sono scesa. Per incontrare il tuo boyfriend. Ma no, lui non poteva essere là! E dov'era allora? Con Giulietta! Ma figurati! Con Juliette. Non mi credi? No! Tu non mi credi? No. Ascolta un po', ragazza. Maria Luisa li ha visti uscire insieme. E guarda un po' qua cosa c'è. Il suo nome annotato sulle chiamate del telefono. Tu dici di averlo conosciuto prima di sposarti. Sì, Fred. In Italia. Oh, sì, Fred. Anche Giulietta. Sì, Fred. Tutte e due allora? Sì, Fred. Ah, smettila Francine. E lasciami in pace con quel tuo sì Fred. Francine, tu mi stupisci con il tuo cinismo e mi sembri perfino contenta di aver consegnato Juliette nelle mani di quel farabutto! Consegnato Giulietta! Sì. Non farmi ridere. Dimmi piuttosto patetico, cosa farai adesso? Dovrò prendermi Juliette naturalmente. Oh, bene, E tu verrai con me. Non ci penso neanche io, sono stufa di Ah, tu verrai con me. No, e poi vestita così io non posso, lo capisci che non posso? Sbaglio, poco fa parlavi di andare in giro tutta nuda sul Ti ho triciclo. detto che io non vengo, ma Tu verrai con me, ti dico. Lasciami stare, sei una bestia, io non ti voglio più vedere!
Francine. 2, capisci? 3 difese. Giulietta? Buongiorno, Francine. Ciao, cara. Temo di aver fatto una cosa orribile. Non mi sorprende da te. Come sei arrivato? Col primo treno. Tu quindi eri tu che eri uscito con lei, non era lui quindi. Tesoro, non sono stata dove pensi tu. Io ho passato una notte tristissima, sola, solissima. Non ho due voci da pensare. Cosa? Ma te lo giuro, ero venuta qui perché volevo fare pace con te. Maria Luisa ha detto che tu eri uscita con un maschio. Guarda. Scusami, cara. Il suo nome annotato sul telefono. Sta tu. Cosa possiamo fare? Devo dirti, Francine, che io ho raccontato tutto a Willy. Giulietta, è tutto. Devo dirti, Giulietta, che ho raccontato tutto a Fred. Francine, Tutto. Che cosa hai raccontato a Fred? La storia di Giulietta e di un certo spagnolo sporcaccione a Pisa. E a te cosa ha raccontato Francine? La storia di Francine e di un certo spagnolo sporcaccione a Venezia. Ma non era vero! no, lo scherzo. Che furbette! Giulietta, dimmi la verità. Sì, certo, ho tanto rumore per nulla. Io e Francine non vi abbiamo mai traditi. Neanche prima del matrimonio? Oh mio Dio! Ma come avremmo potuto esservi infedeli ancora prima di conoscervi? È puerile, dai! E questa storia dello spagnolo, allora? È un'ora che ci riempite le orecchie con questo spagnolo e adesso ci dite quale storia? Ma è stato tutto un equivoco, vero? Era una cosa che avevamo inventato così per divertimento. Naturale. Divertimento. Il signor Miguel de Molina. Buenos días a todos. Queridas. Frank. Julieta. Frank. Ah, qué felicidad. Qué felicidad volveros a mirarme. Mamma! Miguel! Vi presento mio marito, Willy Leroy, Miguel de Molina. Buongiorno, signore. Oh, mucho gusto, señor, mucho gusto. Mio marito, Miguel, mio marito Fred, Boscia. Muy feliz, señor, muy feliz. Non avevo più visto Julieta da mucho tiempo. E Francine, da quanto tempo non la vedete? E come dice usted, Oh, signor? parlate proprio bene la nostra lingua. Dios mío, 7 años. Come passa rapido il tempo. Dovete trovarci molto cambiati. Oh, caramba! Non siete affatto cambiate né l'una né l'altra. Signor, ho conosciuto vostra mujer durante un viaggio. È delizioso rinnovare vecchie amicizie. Signor, è il primo giorno che sono in Parigi e guardate che tempo, non ho davvero fortuna. Signor Miguel de Molina, mi auguro di avere con voi al più presto possibile un piccolo chiarimento. Forse avrò da chiedervi alcune cose. Con muy felicidad, signor, con muy felicidad. Io invece non aspetterò. Signora, abbiamo scoperto. Signor. Sì, i nostri mariti hanno scoperto che molti anni fa, noi in Italia, noi tre,
siamo stati grandi amici e non so perché questo li ha leggermente turbati. No! Sì. Bien. Allora la picchina storia che avevamo inventato è passata bien. E solamente avvisarmi che non valeva la pena di continuare. Signor, voi amate vostra mujer, signor? Permettetemi di dirvi che questi non sono cacciones vostri. Cosa volete dire? Dove volete arrivare? Puedo hablar? Claro che sì! Bien, signore, è stata tutta una broma. Una broda? Una burla, uno scherzo. Vi dirò, signore, io conosco Franchina e Julieta da mucho tiempo. Somos grandes amigos. Lo sappiamo. E loro mi confidano i loro segreti. Sentiamo anche questa. Adesso basta! Signor Fred, per favore, state tranquillo. Vi assicuro che in questa picchina storia non c'è nada che possa farvi perdere il vostro sangue frio e il vostro buon spirito. Ah, ne siete sicuro? Oh, signor, le vostre mujer vi adorano. Me lo dico más veces. Ah, ve lo dicono, ve lo ripetono, Muchas veces. Solamente non vi trovano più abbastanza innamorati di loro. Come? E io da buon amico ho accettato di essere loro complice, sapendo che siete persone di spirito molto simpatiche. E voi siete arrivati troppo presto. Claro che sì. Io dovevo dirvi che Francine era fuggita con Miguel, ma voi patatrac siete arrivati. Patatrac! Signor Miguel de Molina, da quanto tempo siete a Parigi? Un dia, signor, un dia. Allora è questo che alludevi ieri quando hai detto che hai avuto il presentimento che io non chiamassi più. Certo! Poverina, lei preparava il terreno. Già, e tu lo stesso, eh? Ma naturale, tutto era stabilito fin dall'inizio, no? Già, lo troverete strano, ma tutta questa storia non trovate che ha alleggerito l'atmosfera? Si respira meglio. No, niente affatto. Io avrò forse addosso una malattia asfissiante, ma non respiro niente affatto meglio. Oh, che hai? Sei in collera. C'è una cosa che ancora non capisco. Non cercare sempre di capire. Vuoi lasciarmi parlare, per Dio? Perché sei in queste condizioni? Sì, certo. Faceva parte della messa in scena, ovviamente. Avevamo stabilito che tu avresti dovuto trovarmi un abito di sera, ubriaca fradicia, in fondo alle scale. Così. Io ora ammetto che non è proprio una cosa chiarissima, tuttavia ti giuro che è così. I miei complimenti, ideate delle brode di un gusto. Tuttavia, ora è tutto chiarito! Volete bere qualcosa, Miguel? Oh no, gracias. Del resto è solito por un momento. E tengo che dirvi che ho preso l'appartamento mobiliato del piso abajo. E del piano di sotto, e por un año. Claro que sí. Cosa, il piano di sotto? Oh, un año. L'ho mirato, sta muy lindo, muy gracioso. E soprattutto ho pensato che star vicini era muy simpatica. Qui sotto voi scherzate. Claro che sì, ho avuto torto. Un'idea magnifica. È stata una buona idea. Hanno suonato? Già. Ma è strano quest'ora. Sì, ma Maria Luisa non c'è? Parrebbe di no. Oh, por favor, puedo abrir yo la puerta. ¿Por qué? Porque creo de saber chi è. Ah sì, voi credete di sapere chi è? Anzi, io soy seguro de saber chi è. Es la mi muchacha. Siete fidanzati? Claro che sì. E 6 mesi. 6 mesi? Allora non è venuta a Parigi con lui. Sbaglio, poco fa avete detto che siete a Parigi da solo un giorno. Oh, signor, che giudice istruttore che sareste. No, non è così. La mia muchacha che ho conosciuto a Barcellona, ma che è francese. E come voi, carritas. Ha trovato trabajo in Parigi. Trabajo? Ha trovato lavoro a Parigi. E io ho deciso di venire qui. A chi? Claro che sì.
Non ci avete detto niente, bottega. È stato ignobile da parte vostra. Ma neanche voi, queridas, mi avete detto di esservi accasadas. Perdona, ma non puedo lasciarla alla puerta más tiempo. Vedrete, es un poquito tímida, ma muy graciosa. Ah, voglio conoscerla! Vado io ad aprire! Vi ricordo che sono in casa Signor Willy, por favor, l'accoglieremo tutti e tre, signor. Farò un matrimonio d'amore, signor Fred. Un matrimonio d'amore. E spero che questo ve rassicuri il signor giudice istruttore. Franklin, Julieta, la mi muchacha. Maria Luisa, querido. Oh, Palomita, Mia Palomita del mi corazón. Oh, querido. Franklin, Julieta, spero che divenite presto buenas amigas. Hasta la vista! Hasta la vista! Miguel de Molina! A che pensi? Beh, sai cosa ti dico? Che in fin dei conti è molto cambiato. Oh sì. E che io e te l'abbiamo avuto nel momento migliore. Guarda, hai proprio ragione. No, basta, oggi Oddio, basta. ma chi è a quest'ora? Maria Luisa non c'è più. Prepara un drink. Sì. Che c'è? Ta-da! Sì! Il Partenone!